Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia. I principali titoli del pomeriggio. Il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani ha chiamato l'AD della SAC Nico Torrisi per esprimere vicinanza istituzionale e apprezzamento per la gestione dell'emergenza dovuta al rogo che ha colpito l'aeroporto catanese. Un bambino di 6 anni è stato investito da un'auto a Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Il piccolo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale civico di Palermo, dove è stato trasferito nell'isoccorso. Un bimbo di 7 anni è stato azzannato da 2 pitbull a Mazara del Vallo in provincia di Trapani, trasportato in ospedale, è stato curato e non versa in gravi condizioni. È stata operata d'urgenza la bambina che ieri è caduta dal balcone di Corso dei Mille a Palermo. Le sue condizioni sono ancora molto gravi e rischia danni neurologici. La polizia indaga su quanto accaduto. E chiudiamo con il meteo. Domani in Sicilia il tempo sarà stabile e soleggiato ovunque. È previsto un abbassamento delle temperature, tranne che per Siracusa, dove la massima toccherà quota 46 gradi. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.